abbiamo il nostro generale capo, il nobile persiano, eccolo qua. Possiamo portarlo direttamente a Cestifonte e dopo dedicarci al nuovo attacco per quanto riguarda questa regione. Allora porteremo 3 eserciti, ragazzi, su questa linea e ci lanceremo, ragazzi, all'attacco su 3 direttive. Vediamo un po' di attaccare da questa parte, cercheremo di fare un giro un po' sulla destra e sulla sinistra manderemo 2 eserciti. La guardia principale avanzerà davanti, abbiamo anche le catapulte, così non creiamo problemi. Ecco, un esercito di questi però io lo lascerei sempre qua in attesa. Se qualcuno dal nord tenta di buttarsi, siamo tranquilli. Lo so che sono stati fantoccio, però voi ragazzi lo sapete come sono queste cose. Cerchiamo di stare un po' più attenti. Commercio, va bene. Vediamo un po'. Oh no, non recuperiamo granché, meglio lasciarlo a La metà. scheda commercio descrive in maniera dettagliata le risorse prodotte su tutto il territorio e mostra se vengono esportate verso i partner commerciali. Sono Sì. inoltre visualizzate quelle ottenute dai nostri partner commerciali o quelle che non abbiamo ancora ottenuto. Alcune unità ed edifici avanzati sì. necessitano di queste risorse per essere reclutate o costruiti. Ragazzi, noi purtroppo produciamo solo spezie e tinture, ma con le nuove conquiste sicuramente avremo anche altra roba da portare avanti. Per esempio ci sarebbe un po' di legna qui. Più avanti magari dobbiamo osservare. Vediamo un po' se si vede meglio da qualche altra parte. Forse andando a conquistarlo direttamente si vedrà un po' come funziona. Quindi intanto passiamo all'altro turno. Dovevo salvare, ragazzi. Però vediamo un po'. Ragazzi, vi volevo dire, consigliatemi anche qualche altro gioco da portare avanti. Per esempio, io volevo prendere Project Cars. Fatemi sapere la vostra opinione. Magari potremmo organizzare delle partite in LAN tutti insieme per giocare un po'. Volevo prendere Project Cars. The Witcher non lo so, perché magari non so se vi... niente, se vi può se vi può far piacere, vedremo. 1200, questa popolazione qua accanto a noi, ma potrebbe essere interessante accettare il matrimonio con 1200. Sì, perché ovviamente abbiamo un equilibrio di forza maggiore. Loro cercano di salvarsi nascondendosi dietro al matrimonio. Però ragazzi, non mi interessa molto conquistare questa piccola zona, ma 1200 adesso ci fanno molto comodo, quindi accettiamo l'offerta. Vi dicevo, fatemi sapere anche se volete vedere nuovi giochi, nuovi gameplay. Io mi guardo un po' i vostri consigli e magari le vostre nuove idee, perché ancora, diciamo, non so che gioco portare avanti in maniera dettagliata. Diciamo, voglio portare avanti Attila, Euro Truck Simulator, ma poi diciamo che non ho più un'idea ben chiara. Project Cars lo voglio fare sicuramente, ma Project Cars non basta, diciamo, non è un gioco su cui si può fare una serie, diciamo, molto approfondita. Però volevo scegliere un po' qualche cosa di diverso. Se riuscite, ragazzi, a consigliarmi qualcosa. Intanto questi archi persiani, dov'è? Li posso riqualificare in arcieri. Bene. Questo esercito lo possiamo portare avanti. Benissimo. Addirittura ad Arbela abbiamo abbiamo sbloccato il nostro campo. Possiamo mettere adesso il nostro centro di reclute. Importantissimo. Abbiamo migliorato le nostre entrate previste. Avete visto, ragazzi, siamo adesso molto più prestazionali. Questo esercito lo possiamo lasciare qua. Per adesso miglioriamo l'ordine pubblico. Ecco, a Nisbis vorrei invece di mettere... Ecco, vediamo un po'. Vediamo un po', invece di mettere squallore, ancora meno ordine pubblico in questa regione, io direi, ecco, per adesso non costruiamo nulla, lasciamo perdere, perché altrimenti creiamo veramente grossi problemi. Eccoci qua. Dov'è questa città? No, no, mamma mia, stavo sbagliando a cliccare. Eccoci qua. Qua più che un centro di reclute, non lo so. Potrebbero essere... eccoci qua. Mettiamo, ragazzi, in questa cittadina, eccola qua, vediamo un po', io volevo mettere il nostro palazzo della giustizia, così finalmente miglioriamo un po' l'ordine pubblico in tutta questa regione che mi sembra instabile. Bene. Assiraf, Mesan. No. Ecco. Vediamo un po'. Possiamo sbloccare, vediamo cosa possiamo fare. Legge per l'equipaggiamento, armiere fabbro, perfetto. Sempre nella ricerca militare. Bene, vediamo qua cosa c'è. Reclutiamo un agente. Purtroppo ancora non possiamo reclutare nessuno per mancanza di denaro. Bene, questo qui. Qui.
Bene ragazzi, allora, questo esercito io lo porterei immediatamente da questa parte. Arbela possiamo stare tranquilli, quindi avanziamo. Mamma mia, non ho più l'abitudine di una volta di parlare per 50 minuti ininterrotti. Adesso devo riprendere un po' la mano. Allora, questo esercito farà il giro, diciamo, da questa parte, così. Quest'altro per adesso lo lasciamo qua, così. Questo farà una svolta da questa parte, svolterà da questa parte, perfetto. Perfetto. Re dei re. Vabbè ragazzi, abbiamo davvero anche tanti bonus. Potete vedere anche abbiamo 200 di tributo dagli stati fantocci. Siamo così ricchi perché abbiamo qua un'intera mandria di persone che continuano a sostenerci. Quindi io gli stati fantoccio per adesso non li attacco, perché loro sono costretti a pagarci. Magari ci danneggeremmo con le nostre stesse mani. Quindi è meglio attaccare popolazioni che sono ostili a noi stessi. Quindi magari procediamo da questa parte. Qua abbiamo il Mar Caspio. Siamo in autunno, adesso si sta un pochettino più freschi. Quindi vediamo di andare avanti. Devo salvare sempre, me lo dimentico, perché non vorrei che si stacchi qua mezzo mondo, perché ci sono per adesso dei cali di corrente. Però non vorrei che succeda qualcosa. Però aspettiamo un attimo. Allora, impero romano d'Occidente. Veramente ragazzi, in questi giorni qua si squaglia. Veramente c'è un caldo da morire. Davvero ho dovuto accendere una pala eolica nella mia stanza. Intanto patto di non aggressione con questa popolazione del sud. No, perché li vorrò conquistare sicuramente. Quindi ragazzi, se ogni tanto mi tolgo le cuffie, perché davvero se no la mia testa esplode. Allora, allevatore di cavalli, perfetto. Allora, cosa volevo fare? Questo esercito lo portiamo proprio qua sul confine. Perfetto, questo esercito lo mettiamo a Nisbis, perché dobbiamo risolvere il problema. Ecco, questo ordine pubblico però, troppi problemi. Vediamo un po', villaggio, ordine pubblico +2. Crescita, supporto stradale. Ecco ragazzi, qua dobbiamo investire un bel po' di soldi per questo nostro villaggio, perché sennò davvero qua creiamo problemi e non ci fanno avanzare. Qua demoliamo questa zona e mettiamo qualcosa che ci possa far migliorare l'ordine pubblico. Ok, avanziamo da quest'altra parte, non in territorio nemico, non sconfiniamo. Mettiamoci pronti all'attacco. Penso che con questi due enormi eserciti riusciremo a fare qualcosa di interessante. Allora ragazzi, va bene. Vediamo un po'. Non so cosa fare. Vediamo un po'. Abbiamo bene, bei soldi pronti per investirli. Vediamo da questa parte. Ah, ecco. Un terreno non sviluppato a Siraf, a Stakhir. Perfetto. Officine a Stakhir. Dov'è? Eccola là. Possiamo migliorare. Mettiamo delle officine proprio per iniziare il ciclo produttivo. L'ordine pubblico però, scusate ragazzi. Scusate. Ogni tanto. Eccoci qua. Mi sa che dovrò tagliarla questa parte, ma scusate un attimo. Allora, finiamo il turno. Ah no, un nuovo governatore alla nostra provincia. Bene, mettiamo un altro combattente. Però questi soldi a me servono, caro mio. Vai. Aspettiamo. Scusate un attimo per lo starnuto, ma ve l'ho detto, ci sono cambi, sbalzi di temperatura. Si esce fuori 50 gradi, si entra dentro, ce ne sono 10, quindi uno un po' si raffredda. Bene, vorrò fare qualche video particolare ragazzi, mi raccomando, raccontatemi tutto quello che avete fatto in questo periodo. Io sono stato, come vi ho detto, un po' assente, ma adesso vi ho detto riprenderò alla grande appena. Ehi, che succede qua sopra? Il tuo alleato ha dichiarato guerra a un'altra fazione e chiede aiuto. Abbiamo gli Afgidi, eccoli qua, che nome, eccoli qui, che stanno ovviamente attaccando i Sabiri, che sono ovviamente il difensore. Sei l'unico alleato di questa fazione. E che cosa dobbiamo fare ragazzi? È meglio entrare in guerra a fianco del nostro alleato. Va bene. L'Illiria. Ehi, che è successo? Chi è morto? Vediamo un pochettino. Ah, una sposa degna. Troppe cose stanno succedendo ragazzi. È morto probabilmente il governatore. Allora, uno dei tuoi sudditi si è recentemente innamorato e vuole sposarsi. Ok, vogliamo lasciare proseguire l'unione. Meno 20 di influenza. Approva. 100 controllo, matrimonio, una sposa degna. Guardate che figa questa nostra sposa. Ha anche 22 anni. Potrebbe essere un'avvelenatrice. Influenza personale più un'altura difesa dagli agenti. Ecco, la figlia del nostro Bahram si vuole sposare con il nostro grande ragazzone che ha tanta lealtà, influenza.
Ma ragazzi, non si tratta di un buon abbinamento. Approviamo, dai, sì, sì, perfetto, approvo. Allora, lasciamo perdere per adesso queste cose. Vogliamo dedicarci alla guerra. Allora ragazzi, è molto importante adesso. Abbiamo un'ottima armata. Io direi che possiamo lanciarci all'attacco. Salviamo prima. Non si sa mai. Stiamo registrando, vero? Perché ogni tanto io ho il timore. Ok. Allora, riprendiamo, lanciamoci con il nostro esercito, ragazzi, all'attacco. Con 2 eserciti penso che ce la possiamo fare. Qua, attenzione. Qua, o forse è meglio aspettare, ragazzi, un attimino. Pozzo, servizi sanitari, ce l'abbiamo l'acqua da bere o ci dobbiamo bere l'acqua putrida delle falde acquifere? Zone comuni. Qua abbiamo anche, vediamo un po' le attività produttive locali. Voglio creare qua una specie di zona religiosa. Ecco, più 3 ordine pubblico. Abbiamo 7000 ragazzi di introiti. Davvero siamo zio Paperone che nuota nell'oro. Ok, voglio migliorare l'ordine pubblico nella regione dello Spahan. Ecco qua. Qui abbiamo per esempio una piccola miniera d'oro. L'oro all'epoca, ragazzi, non potete immaginare quanto poteva valere. Quindi purtroppo le persone, ho capito che è sgradevole vivere accanto a una miniera, ma ogni tanto ci serve sfruttare queste nostre possibilità. Allora, essiccatoio di mattoni secchi con produttore di tegole, scusate, perfetto. Perfetto, un essiccatoio di mattoni secchi che, come avete potuto leggere, ci fornisce ottime possibilità a livello economico. Qui possiamo finalmente reclutare qualcosa. Ecco, dei lancieri armeni che sono davvero leggermente migliori. Ok, per adesso siamo a posto. Crea forze. Non abbiamo più soldi, ragazzi, però la nostra, diciamo, come dire, la nostra forza economica si basa tutto nel territorio qui della Persia. Eccola qua, in questo territorio desertico. Perfetto, dove ci sono le più grandi miniere d'oro, le più grandi miniere di ferro. Eccole qua, quindi è meglio proteggere questa zona. Quindi attenzione, meno male che abbiamo qua i nostri alleati. Ok, questo esercito è molto importante qui anche per tenere a bada l'ordine pubblico. Ehi, guardate qua com'è negativo l'ordine pubblico. Vediamo di portare immediatamente la nostra armata qua dentro. Vediamo un po' se possiamo sistemare la nostra provincia principale. Eccoci qua. Ecco, addirittura possiamo migliorare i nostri... Ecco, perché abbiamo costruito ovviamente la nostra zona di potenziamento dei cavalli. Guerra, ok. Dobbiamo creare qualche nuova armata. Intanto, ragazzi, abbiamo salvato, tutto a posto. Possiamo dichiarare guerra a questa zona. Non voglio aspettare troppo perché davvero abbiamo altre cose da fare. Anzi, se no aspettiamo, ragazzi, che cosa dite? Miglioriamo l'ordine pubblico, perché io non vorrei poi avere 2 nemici su 2 fronti. Quindi magari è che io mi confondo un pochettino perché l'impero è vastissimo, quindi devo tenere sotto controllo parecchie cose. Allora, qua addirittura c'è la miniera d'oro. Dovremmo creare, ragazzi, un nuovo esercito con i nuovi 7000. A Safahan, qui, vediamo un po'. Dov'era il nostro... A Isitas mi sembra che c'era, ecco, la zona di reclutamento. Vorrei mettere, ragazzi, dei segnalini, se è possibile, per capire un po' meglio, ma non si può fare. Vediamo un po'. Qui. Dov'era la nostra... Non me la ricordo. Vediamo un po'. Pare che era ad Arblela, eccola qua. Ah, centro di reclute. Qui creeremo, ragazzi, un nuovo esercito. Magari lo manderemo verso est. Fine turno. Fine turno. Dichiareremo guerra, ragazzi, al turno successivo. L'Ostrogoto. Il Sassone. Sì, ragazzi, volevo iniziare un po' una campagna con un popolo che era un pochettino diverso dagli altri. Perché fare sempre i soliti. Impero Romano, Impero Romano occidentale. Davvero, meglio fare qualcosa un po' di sconosciuto per vedere un po' se possiamo portarli avanti. È anche molto più interessante. Attenzione, diplomazia. Patto di non aggressione. Con questa popolazione mi fa comodo perché non vorrei addentrarmi troppo nella Russia. Quindi accettiamo. Perfetto. Oh. Affari di Stato. È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo festeggiato e di certo servirà ad allietare gli spiriti del popolo. A che cosa dovremmo dedicare una festa? Fatti coinvolgere nella politica della fazione per occuparti del tuo suddito. Oppure aspetta finché questo affare di Stato non sia completamente dimenticato. Allora, io direi... Dov'è? Eccolo qua. Come si fa a fare l'affare di Stato? Ecco, io più che altro... Vediamo un po'. A che cosa dovremmo dedicare una festa? Ecco, così alleggeremo il peso della nostra tassazione, ragazzi. Al popolo. Rituale... Al popolo, ragazzi, così sicuramente riusciremo a migliorare l'ordine pubblico. Ogni tanto queste missioncine si presentano. Ok. Vediamo un pochettino. Piccola città. Campo di leva. Susa. Ecco. A Susa creiamo delle nuove forze. Come comandante uno molto economico. 27 anni. Va bene.
Questo va bene. Crea esercito. Recluta unità. Dov'è? No, ho sbagliato tasto. No, mi sono confuso, ragazzi. Era i status. Maledizione, dov'è? Guardate un po' dove l'abbiamo mandata. Maledizione, mi confondo ogni tanto. Va bene. Non è un problema perché porteremo il nostro generale lì e gli faremo reclutare le truppe direttamente da quella parte. Allora, cosa dovevo fare? Volevo reclutare un po' di personcine nuove. Vediamo un po'. Ecco, miglioriamo gli arcieri, riqualifichiamoli. Qui vediamo un po', tutto a posto. Ecco, le zone comuni della nostra città. 450. Allora, con calma, ragazzi. Dobbiamo portare avanti una nuova ricerca. Io direi adesso di andare avanti direttamente con l'ambito civile. Allora, cosa fare? Adesso sono un po' indeciso se creare una nuova forza d'Arblela oppure no. Qua dobbiamo migliorare l'ordine pubblico, ce la stiamo facendo. Ok, dov'era l'altro esercito? Fermo qua. Ecco, potenziamo i nostri cavalieri, anche i nostri archi con i cavalli o gli zoccoli d'oro. Lasciamo perdere questa modalità marcia forzata. Reclutiamo delle nuove unità, per esempio dei nostri lancieri armeni, che devono essere sicuramente migliori. Ottimo, così queste unità riusciranno a gestire meglio la situazione. Ok. Ma mi sembra, ragazzi, che un altro esercito qua ci può servire, quindi creiamo un'altra unità, dai. 35 anni, 34 anni, meno influenza. Creiamo questo nuovo esercito, ragazzo mio, mettiti qua dentro e vediamo di reclutare. Oh, eccoci qua. Allora, dei lancieri armeni vanno bene. Vediamo anche un po' di catafratti persiani, qualche brigata persiana. Ecco, questo è un esercito come si deve. E dei lanciatori. Questo esercito di supporto ci servirà più avanti. Intanto, ragazzi, dichiariamo guerra. Salviamo. Abbiamo adesso i soldi per poter iniziare una bella guerra. Dichiariamo guerra. Ok, allora stiamo dichiarando guerra all'Armenia. Loro non hanno, credo, nessun alleato, perché sono in guerra con i Sabiri. Hanno l'impero romano, va bene, come partner. Non hanno nessun alleato. I nostri alleati, chiedi aiuto ai tuoi alleati. Io non chiedo aiuto ai miei alleati, perché davvero abbiamo una forza maestosa e non c'è bisogno di chiedere aiuto a nessuno. Accettiamo la nostra nuova campagna militare. Intensità dell'assedio. Potete vedere, ragazzi, che stiamo davvero dominando direttamente su questa popolazione. Io direi di circondare e non dedicarci immediatamente all'attacco. Avanziamo con questo piccolo esercitino e vediamo se ci possiamo fortificare qua intorno. Ci fortifichiamo qua vicino, così offriamo un ottimo supporto al nostro esercito nel caso dovesse arrivare qua l'esercito degli incandescenti, che poi, ragazzi, gli buttiamo un po' d'acqua addosso e li spegniamo subito, perché tutti questi incandescenti qua, ma dove volete andare? Qua, non lo so, guardate che piccola cittadina che hanno, in declino. Adesso gliela facciamo vedere noi. Qui con l'onagro qua vediamo di rimanere un attimo in pace. Perfetto, 1400. Qui tutto a posto, la miniera d'oro. Qui, ragazzi, ci sarà un fumo in queste zone, mamma mia, qua bruceranno carbone a tutta forza. Vediamo qua. Ecco, però, ragazzi, davvero, qua abbiamo l'Oman. Diamo un'occhiata alla mappa. Vediamo cosa c'è qui. Allora, qua sarebbe il nostro l'Oman, la zona dell'Arabia Saudita. Perfetto, qua lo Yemen. Bene. Ok. Perfetto. Abbiamo abbastanza cibo. Ragazzi, sono contento che ancora... eccoci qua. Abbiamo il nostro governatore che ha bisogno di una nuova abilità. Vediamo di dargli ovviamente la prima. Eccoci qua. Astuzia e ordine pubblico per la provincia locale. Governatore per la provincia. Ancora con questi governatori. Ma vediamo di darlo qua. Perfetto. Così possiamo emanare un altro editto. Eccolo qua. In questa provincia. Vediamo di mettere crescita. No, è ordine pubblico no. Eccoci qua. Capacità di reclutamento esercito, così da questa zona possiamo lanciare anche nuovi attacchi verso il sud. Bene, ragazzi, io direi che possiamo andare avanti. Intanto mi servirebbe qui un bidone con l'acqua, perché non ho più voce e neanche più ho la bocca asciutta. Con 100 gradi centigradi ci sono nella mia stanza, perché la mia scheda video si diverte a gettare fuoco e fiamme. Se metto la mano sul case non la riesco neanche a mettere, perché davvero è una cosa bestiale. Allora, meno male che sta andando avanti il gioco, perché ogni tanto si blocca il computer, non so che succede. Ehi, bello mio, eccoci qua. Quello che volevo. L'esercito migliore, ragazzi, qua dobbiamo stare attenti, perché non è che abbiamo grandi forze. Vediamo se mi ricordo un po' come si fa. Salvataggio rapido. Vai, ragazzi, abbiamo... Io dico... 500 unità in meno, 400 unità in meno, perché siamo
1400 contro 1900, quindi 500 unità. Dai ragazzi, first force. E il problema è che abbiamo ste bande di Paigan, questi, non so, ma chi sono questi? Sono con i forconi. Questi già hanno invece qualcosa di più. Vedete ragazzi, forse abbiamo sbagliato ad attaccare con tutta questa marmaglia. No, io non me ne ero accorto che erano questi con i forconi. Pensavo che era qualcosa di più prestazionale. Invece vediamo quello che succede ragazzi. Anche se perdiamo qualcosa non è importante, perché è la prima battaglia dopo anni che non gioco. Però vediamo se mi ricordo ancora come si fa.